Bonus facciate, scoperta maxi truffa per oltre 85 milioni di euro in crediti fiscali, ora sequestrati dalla Guardia di Finanza con la Procura di Treviso, che ha indagato a vario titolo 20 persone. Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, con altre sparse in tutta Italia, tra le province in cui risiedevano i truffatori, per lo più dell'Est Europa e Nigeria. Indagine ancora in corso e partita nel 2021 grazie a una segnalazione di un'impiegata delle poste centrali del capoluogo trevigiano, insospettita dall'ingente richiesta dell'apertura di partite IVA per società che si è scoperto essere per lo più fittizie di giovani dell'Est. Aprivano conti correnti con poche migliaia di euro che misteriosamente centuplicavano nel giro di pochi giorni. E che avevano comunicato di aver eseguito in tempi brevissimi, in tempi strettissimi, lavori per diversi milioni di euro. Ovviamente questo è un dato strano, anomalo, che ci ha consentito di avviare dei primi riscontri. Tra gli italiani indagato anche un noto commercialista settantenne trevigiano, già con precedenti per truffa, Giorgio Scarso, di San Biagio di Callalto con studio a Ponte di Piave. Ieri la visita inaspettata dei finanzieri. Per verificare se alcuni sono clienti del mio assistito o se non sono clienti o quali sono insomma, i documenti relativi a queste società. In ogni caso lui è completamente estraneo a questi fatti. Attivati i canali di cooperazione internazionale per tracciare e sequestrare i proventi dei reati commessi e inviati all'estero per eludere o ostacolare gli accertamenti. Appunto disporre questi provvedimenti di sequestro sulle somme, sui beni che sono stati illecitamente conseguiti e che, ricordiamolo, hanno provocato un grave danno alle casse dello Stato.